Il 19 febbraio scorso è stata finalmente avviata l'implementazione del progetto Move In, monitoraggio dei veicoli inquinanti in Veneto, come previsto dalla delibera di giunta dell'agosto del 2022, nell'ambito del piano regionale per la tutela e il risanamento dell'atmosfera. Questo progetto, già attivo da anni in altre regioni come Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, è stato notevolmente ritardato in Veneto. Nonostante l'approvazione della delibera, al momento dell'attuazione non si è registrato alcun progresso sostanziale. Pochi enti locali hanno aderito al progetto e non è stata fornita alcuna informazione ai cittadini. Questi sembrano considerare ormai scontata la libertà di circolazione senza alcun controllo, nonostante le ordinanze che limitano la circolazione dei veicoli più datati durante i giorni invernali. Questo atteggiamento trasmette un messaggio negativo ai cittadini e ostacola il processo di transizione verso un sistema energetico più sostenibile. Nonostante gli sforzi degli uffici regionali, la mancanza di coinvolgimento politico ha impedito che il progetto ricevesse l'attenzione e l'attuazione necessarie, nonostante il Veneto sia una delle zone più critiche d'Europa per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico. Arturo Lorenzoni, portavoce dell'opposizione a Palazzo Ferrofini, critica quindi la limitazione alla circolazione dei veicoli inquinanti durante l'inverno, sottolineando i disagi provocati soprattutto alle persone meno abbienti che non possono permettersi di sostituire frequentemente il proprio veicolo per rispettare le normative regionali. Invita l'amministrazione regionale a implementare il progetto Move In, che promuove un uso virtuoso dei veicoli premiando comportamenti che riducono le emissioni inquinanti e il consumo di carburante. Lorenzoni ha presentato un'interrogazione al presidente Luca Zaia e all'assessore Giampaolo Bottacin, chiedendo chiarezza sui tempi di attuazione del progetto Move In e invitando a non ripetere gli errori del passato, lasciando che un'altra stagione invernale passi con limitazioni obsolete che non portano ai risultati attesi. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, a Chioggia.